Il Consiglio Comunale di Venezia è l'unico consiglio a livello nazionale che sta continuando a svolgersi a distanza, non in presenza. I consiglieri comunali che sono stati eletti quasi 2 anni fa non hanno avuto mai l'occasione di incontrarsi per dibattere della città fisicamente, solamente l'hanno fatto una volta nel momento dell'insediamento del Consiglio stesso. La pandemia è finita, la crisi relativa è finita, tutti andiamo nei mezzi pubblici, incontri, riunioni, scuola, cinema, eccetera, e il Consiglio continua così, dove basta un click nei confronti del consigliere non gradito per essere oscurato. La città di Venezia merita molto di più. Per questo il senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi ha presentato un'interrogazione parlamentare tempo fa insieme ad altri 24 senatori. È stata accolta, come sempre, con grande solerzia dal Ministro degli Interni, è stata accolta con grande solerzia dal Prefetto che è intervenuto, ha scritto alla Presidente del Consiglio: ora non ci sono più alibi. Ora dunque ci si aspetta che a Ca' Farsetti ci sia un cambio di rotta e che il Consiglio Comunale torni in presenza e possa essere seguito dalla cittadinanza che ne ha pieno diritto. Ma se non c'è, perché scrive il prefetto, sollecitata dal ministro, si apre un problema serio anche di carattere istituzionale, ma soprattutto continua un problema serio nei confronti della città. Di cosa deve avere paura questa amministrazione che vuole chiudere il Consiglio Comunale, il luogo della trasparenza, del dibattito, della rappresentanza dei cittadini? Luogo dove i cittadini possono partecipare direttamente, esserci, ascoltare, vedere, ascoltare con le loro orecchie quello che l'amministrazione comunale, di maggioranza e di opposizione, decidono per il loro bene.